Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La polizia di Reggio Calabria ha sequestrato oggi in varie regioni italiane società e altri beni per un valore di 50 milioni di euro riconducibili a due cosche dell''ndrangheta calabrese, Borghetto Caridi Zingato e Serraino Rosmini, entrambe recentemente al centro dell'operazione Alta Tensione. Gli esponenti dei due gruppi indagati avrebbero utilizzato le imprese sequestrate per infiltrarsi nelle attività edilizie e nell'aggiudicazione di risorse pubbliche. La cosca Serraino Rosmini è ritenuta responsabile dell'attentato esplosivo compiuto davanti la Procura Regina nel gennaio scorso. Beni per un valore di 8 milioni di euro sono stati confiscati invece dalla polizia di Cosenza a Vincenzo Forastefano e Cosimo Giuseppe Rizzo, entrambi di Cassano allo Ionio, ritenuti elementi di spicco della cosca Forastefano operante nella Sibaritide. Vincenzo Forastefano è fratello di Antonio, ritenuto il capo della cosca, mentre Rizzo è cognato del boss. La confisca è stata eseguita da personale dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura su disposizione del Tribunale Cosentino. Il GIP di Bologna Marinella De Simone ha disposto la scarcerazione di Antonio Carbone, 29 anni, di San Luca, e Franco Tedesco, 46, calabrese residente a Bologna, che erano con Nicola Acri, il boss dell''ndrangheta di Rossano, quando è stato arrestato nei giorni scorsi nel capoluogo emiliano dai carabinieri. A chiedere la scarcerazione dei due erano stati i difensori. L'avvocato Fausto Bruzzese ha spiegato che loro non sapevano che fosse un boss, perché si era presentato con un altro nome. È stato fermato lo scafista responsabile dello sbarco di 60 immigrati sulle coste crotonesi di lunedì scorso. L'attività info-investigativa condotta congiuntamente da Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia ha consentito di evidenziare responsabilità penali a carico di un cittadino scozzese, George McInnes, 56 anni, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Ha nevicato in Calabria sulle montagne della Sila Cosentina, dove la temperatura nella notte è stata di 3 gradi sopra lo zero. In particolare sono imbiancate le cime oltre i 1500 metri di Montescuro, Montenero e Monte Botte Donato. A valle, a Camigliatello e Lorica, le principali stazioni turistiche della zona, la pioggia è caduta per tutta la notte e dalle 8, con l'abbassamento delle temperature, si è trasformata in acqua mista a neve. In tutta la Calabria al momento si segnalano solo acquazzoni che non hanno creato disagi, anche perché di breve intensità. L'allerta meteo prosegue anche per le prossime ore. Ieri al Musmi la provincia di Catanzaro, in collaborazione con la cooperativa Area Cultura, ha dato avvio ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. È stato inaugurato infatti l'evento 150 Unità, che si inserisce fra le manifestazioni per il 150enario dell'unificazione nazionale. La rassegna si articolerà in mostre, incontri, concerti e cineforum nei 3 musei dell'amministrazione provinciale di Catanzaro dal 23 novembre 2010 al 19 marzo 2011, seguendo un percorso insolito che va dall'archeologia all'arte moderna. L'aula d'udienza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, sita al primo piano del Palazzo di Giustizia, è stata dedicata al magistrato Roberto Giglio, recentemente scomparso. Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte i familiari del magistrato, le più alte cariche della magistratura, diversi giudici, avvocati, ma anche i colleghi che hanno affiancato in questi anni Giglio nel suo lavoro nelle aule catanzaresi. È stata presentata la nuova giunta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Catanzaro, che affiancherà il baby sindaco Giorgia Chiefalo. Quello eletto nell'Istituto Comprensivo Catanzaro Est è già alla sua seconda legislatura. L'iniziativa rientra nel progetto La Città dei Ragazzi, che è stato organizzato nel plesso di Siano Nord e che ha visto un incontro con i genitori, alunni e stampa, al quale ha preso parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio Passafaro.